Va ora in onda la rassegna stampa. Però è un musulmano che balla, dai, che balla anche una bella canzone. Noi l'avevamo rifatta e che ci cantavamo sopra. Siamo a Milano, siamo a Milano con un sindaco musulmano, signori. Dobbiamo iniziare proprio la rassegna stampa parlando della notizia che manca oggi sui quotidiani, perché si riferisce a pochissime ore fa. La speranza per la sinistra americana ora ha un nome, scrive il sito dell'Espresso. Guarda come sono ridotto, leggo il sito dell'Espresso. Zoran Mamdani, 34 anni, è stato eletto sindaco di New York. Tutti i siti internet sono aggiornati, almeno quelli che sono svegli, sono aggiornati con la notizia. Il primo sindaco musulmano della città è il più giovane degli ultimi 100 anni. Ma perché New York? Ma perché New York? Ci sono altri sindaci, guarda in Inghilterra, ragazzi, cioè mi pare che è un segnalino, ma New York è la città che ha visto nascere Trump e New York sta indicando la via per battere Trump, scrive il sito dell'Espresso, rivolgendosi direttamente al presidente nel discorso post vittoria. Mamdani ha rilanciato la sfida. Donald Trump, so che stai guardando, alza il volume, e naturalmente lui si è messo a ballare. Per Trump è il primo stop a un anno dal ritorno alla Casa Bianca. Il 4 novembre fa registrare ai democratici 3 risultati positivi: Mamdani a New York, la prima donna governatrice in New Jersey, la prima anche in Virginia. Trump riconosce la sconfitta, ma scrive: il fatto che non c'era il mio nome sulla scheda elettorale e lo shutdown hanno inciso sul voto. Chiaramente, signori, il buongiorno ve lo devo dare in questo modo. Siete rimasti bloccati col biscotto, lo puccio, non lo puccio, lo puccio, non pucciare. Biscotto oggi, dieta ferrea, dobbiamo fare questo sforzo di pensare cosa sta succedendo, cosa sta cambiando. E intanto, appunto, Repubblica scrive: New York, Mamdani eletto sindaco, è la vittoria della Gen Z, perdono i miliardari, scrive Repubblica, anche Virginia e New Jersey ai Dem. Vediamo il Corriere. New York, Mamdani è il nuovo sindaco, il futuro è nelle nostre mani, l'ira di Trump, lui lo sfida, so che ci guardi, alza il volume, pompa, pompa, pompa l'Islam, pompa, pompa, pompa il musulmano. Perché sospiri, Sammy Varin? Poi, ma per cosa c'è di strano? Che un sindaco, se era il sindaco Hare Krishna? Non ho capito. Signori, il buongiorno ve lo do ricordando il nostro numero di WhatsApp, perché io chiaramente oggi mi appoggerò molto su di voi, anzi mi ci sdraio sui vostri WhatsApp. Inviate il vostro commento al 340 6709 659, lo ripeto per i nuovi ascoltatori, quando succede qualcosa lo so che la gente si sintonizza poi sulla radio che la racconta diversa rispetto all'idea comune. 340 6709 659 a commento di ogni notizia che vi leggerò. Certamente, signori, il bello verrà domani, perché oggi pochi quotidiani ne parlano, nel senso che parlano della lotta all'ultimo voto e di Cuomo che insomma stava rimontando, era arrivato ormai a pochissimo e poi ha perso.
e poi ha perso, santa pazienza. No, sai perché? Perché uno dei commenti che vi leggerò tra poco, New York non c'entra niente con l'America. New York è la città più vicina, scrivono i commenti, all'Europa, a noi. Capisci? Per cui è un esempio bellissimo e bruttissimo nello stesso momento che verrà seguito nei prossimi mesi, nei prossimi anni dicendo cavolo, ha vinto un musulmano a New York, è il momento di candidare un musulmano anche in Italia, anche a siamo a Milano, a Milano. No, Varin, dai, Varin, non portare sfighettine. È chiaro che noi stiamo facendo terrorismo, questo è puro terrorismo politico, lo devo riconoscere. I colleghi giornalisti ormai mi conoscono, lo sanno, e pazienza. E allora tuffiamoci subito sui quotidiani, dai, facciamo finta di niente, firulì, firulà, e andiamo a trovare il titolo del Corriere della Sera, che invece sta su tutto un altro argomento che però ci porta a capire anche un'altra emergenza brutta che dobbiamo assolutamente non sopportare ma sistemare. Milano, la confessione shock. Questo è il titolo particolare del cartaceo del Corriere, che chiaramente non è arrivato alla notizia di New York perché è avvenuta intorno alle 4 del mattino, quindi logicamente aveva già chiuso. Era libero dal 2024 perché considerato non più pericoloso. Piantedosi, casi di disagio, serve una terza via. Milano, la confessione shock. Qual è la confessione? La confessione dell'accoltellatore. Quella donna mai vista, volevo colpire il potere economico. Attenzione ragazzi, attenzione, perché qui poi, te l'ho detto, i pazzi ci sono ovunque, l'abbiamo capito, ma poi c'è chi strumentalizza, c'è chi in effetti, e magari adesso in questo momento dice, cacchio è vero però, Piazzale Gaolenti, guarda tutto il potere economico, e questo si è ribellato, impazzito davanti a questo strapotere, quindi la differenza tra ricchi e poveri, mamma Maria, capisci? Cose importanti, non scherzare, Sammy Varin, capisci? Non conoscevo quella donna, ma per me era il simbolo del potere economico come Piazza Gaolenti. Perciò l'ho colpita. La confessione shock di Vincenzo Lanni, che era libero nonostante i precedenti. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Corriere, che parla anche di Gen Z, fattore insicurezza. Attenzione, Gen Z, l'avete sentita prima, è la ribellione della Gen Z che ha fatto vincere a New York il sindaco musulmano. Come si sa, sulla sicurezza, scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere, le impressioni e le sensazioni contano più delle nude statistiche, ed è giusto che sia così. Sentirsi sicuri è il prerequisito della cittadinanza, che è prima di tutto un affrancamento dalla paura. Attenzione, questo il discorso, l'incipit di Ferruccio De Bortoli oggi sul quotidiano Il Corriere. Attenzione, il titolo è Gen Z, fattore insicurezza. Dove ci vorrà portare? Non lo so, vedete un po' voi. Ancora sul referendum di spalla, il referendum sulla giustizia, gli equilibri, referendum, chi vincerà, il voto o il rebus delle matriosche, commenta Antonio Polito. Brutte notizie per la Puglia, De Caro 30 punti di vantaggio e il PD supera Fratelli d'Italia. Dice 30 punti di vantaggio. E Antonio De Caro del centro-sinistra con i 5 Stelle avrebbe il 63,8% contro Luigi Lo Buono, è buono, del centrodestra, con soltanto il 33,1%. Chiaramente noi non crediamo ai sondaggi di Nando Pagnoncelli, ma in Puglia i sondaggi premierebbero il centro-sinistra. Ancora in centro sul Corriere
La Torre di Roma, crollata il crollo, acquisiti gli atti sull'appalto, tra le macerie gli parlavo della figlia e la vittima, Octav, 66 anni, il lutto cittadino oggi in quel di Roma. Chiudo il Corriere e vado, tanto per non è par condicio, anzi siamo più o meno dalla stessa parte, no, cosa dici? Sul vostro quotidiano di riferimento, signori, e zitti, perché ancora oggi nessuno titola sul nuovo sindaco di New York, perché la notizia è nell'aria ma non si sapeva ancora con certezza, quindi domani io sarò assente, guarda che lo dico seriamente, giuro, ma dai, ma Sammy Varin, domani non fai rassegna stampa? Giuro, domani non faccio rassegna stampa, no, ho un esame da fare, sai, i soliti controlli post-operatori, eccetera, ma proprio domani, ma non lo so come mai, domani sarò con voi nel pomeriggio, dalle 13 alle 15, e quindi non farò rassegna stampa. Come mi dispiace, perché domani tutti i giornali avranno la notizia del nuovo sindaco di New York e chiaramente, insomma, ci sarà un'atmosfera ancora più diversa da quella di quest'oggi. Oggi vediamo il futuro praticamente, e può essere un giochetto carino, anche se drammatico. Provate a immaginare qualche titolo dei quotidiani di domani, perché è interessante, probabilmente qualcuno di voi spazierà moltissimo, ma ci azzeccherà. Inviate pure al 340 6709 659 il possibile titolo dei quotidiani di domani, vista la vittoria del sindaco musulmano, socialista e musulmano a New York. Intanto invece il manifesto di quest'oggi critica la sinistra. E capite che la prima pagina di oggi è pressoché storica, quella del manifesto, dice voglia di plebiscito, anche se la fotografia è di un governo tutto scazzato, sono tutti lì, la Meloni è tutta triste, guarda Tajani molto pensieroso, Nordio arrabbiatissimo. Alla destra non basta una riforma costituzionale imposta senza modifiche. Sulla separazione delle carriere dei magistrati chiede per prima il referendum e lo vuole come una conferma. E uno dice, allora non ho capito. Ma poi aggiunge ancora il manifesto, colpa di un'opposizione timida e indecisa. La campagna per il no parte male. E questa è la critica, non gliela perdoneranno mai, è del quotidiano comunista Il Manifesto all'opposizione, nel senso che non sono riusciti a fare neanche iniziare la raccolta di firme. Che figura! Ma oggi chiaramente faranno tutto quanto, hanno dovuto trovare degli sponsor e tutte queste cose brutte che fanno capire come siano loro gli scazzati davanti a questo referendum che dovrà confermare la riforma della giustizia. E chiaramente voi a casa sarete chiamati a votare. Non è importante che andiate in milioni, però è importante dare un segnale, perché il referendum è confermativo e quindi la maggioranza, qualunque essa sia, deciderà se si va avanti o se si torna indietro. Capito, mi hai? Molliamo il manifesto, disintossichiamoci, andiamo a fare un giro su altri quotidiani per vedere l'effetto che fa. Ripeto, oggi non c'è ancora la notizia sul sindaco di New York, sappiatelo, è un musulmano e qui spunta il razzismo dal monte, è di Sammy Varin, chiaramente il mio razzismo comprovato in decenni di Radio Padania, Radio RPL, ma ancora prima, quando ero nelle radio private, c'era il razzista Sammy Varin che diceva le notizie che non si dovrebbero dire, quindi parlavamo dell'assalto a Venezia
certo, è il tank, queste cose. C'era già comunque una punta di razzismo, di la verità. Cosa sto dicendo? Boh. Il quotidiano Il Giornale. Il Giornale apre invece con il caso Milano e il virgolettato "non c'è prova di corruzione". La richiesta del PG della Cassazione, praticamente il procuratore ha bocciato l'arresto e il teorema. Palamara sbugiarda il capo delle toghe rosse. Insomma, saranno anche stati rapporti impropri quelli tra i vertici del Comune di Milano e il grande costruttore Manfredi Catella, ma non ci sono prove di corruzione, scrive il giornale. A dirlo con un provvedimento che fa eruzione sulla scena delle indagini milanesi sull'urbanistica, stavolta non è un avvocato difensore o giudice, come già accaduto, è direttamente la Procura Generale della Cassazione, che è l'organo supremo della pubblica accusa, chiamata a dire la sua sul ricorso con cui la Procura di Milano ha insistito nelle sue tesi. La parola ora passa ai giudici della sesta sezione della Suprema Corte. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Giornale, che mette anche, come gran parte dei quotidiani, l'addio a Giorgio Forattini, re della satira italiana, morto a 94 anni. Vittorio Feltri lo ricorda: a colpi di matita ha reso il mondo un posto migliore, e non sempre, perché a volte era bello tosto. In prima pagina c'è anche la Meloni: oggi, in un anno dimezza il reddito, i guadagni di ministri e deputati. Sul quotidiano Il Giornale, ma anche su tutti gli altri, il 730 dei politici, guadagni in caduta ma nuove radici a Roma Sud. Nella sua ultima dichiarazione patrimoniale, Giorgia Meloni registra un reddito quasi dimezzato rispetto al 2024, ma fotografa anche un passaggio personale importante: l'acquisto definitivo della casa all'Euro Trepini, la prima di proprietà da quando è premier. Così il quotidiano Il Giornale, che non può non ricordare anche la strage di italiani in Nepal. Sono 5 finora, e speriamo che si fermi a 5 il computo, gli alpinisti morti. Un'altra notte all'addiaccio dopo la terribile ondata di maltempo e 5 italiani morti nei luoghi in cui una tempesta inattesa e funesta ha colpito diverse valli dell'Himalaya. 3 i connazionali colpiti dalla valanga sulla parete delle Yulanri a 5.630 metri. Questo la principale titolazione del quotidiano Il Giornale. Allora facciamo un giro anche su Repubblica, che la mette subito in apertura in taglio alto questa notizia: Nepal, la strage degli alpinisti italiani, valanghe e maltempo sulle vette dell'Himalaya, muoiono in 5 in 2 diversi incidenti, con le foto di Marco Di Marcello, Paolo Cocco, Alessandro Caputo, Stefano Farronato, 4 dei 5 alpinisti italiani morti sull'Himalaya. Ma il titolo principale di Repubblica, ma guarda un po', le tangenti di Cuffaro. Chiesto l'arresto per l'ex presidente della regione Sicilia e per il deputato Saverio Romano. L'accusa della procura di Palermo: a capo di un'associazione a delinquere per gli appalti. La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, Totò Cuffaro, Saverio Romano, altre 16 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione. Cuffaro per i PM e al vertice di un comitato d'affari occulto. Repubblica scrive così, ma se vi leggo La Stampa, signori, La Stampa è un manganello continuo contro il governo, ma in particolare contro la Lega. Vi tengo in aspettativa, ne parleremo, e fa una certa sensazione proprio adesso che si sta riformando la giustizia, proprio adesso che la Corte dei Conti, non la Torre, la Corte dei Conti ha fermato il ponte sullo Stretto, e salta fuori anche che l'ex governatore della Sicilia, che proprio è, sai, la diretta interessata al ponte,
avesse qualche giro che non andava bene. Tacciamo di infinite cose, ma intanto sul quotidiano La Repubblica c'è anche l'intervista a La Russa. Nessuna guerra ai giudici, legge elettorale se slitta premierato. Meloni farà il bis, non punta al Quirinale, i cori fascisti a Parma soltanto folklore utile ai nostri nemici. Questa è la titolazione principale, poi andremo all'interno a fare un giro sul quotidiano Repubblica, che ora evito accuratamente, per andare ad esempio su Libero. Libero mette in primissimo piano il metodo Report contro Fazzolari. E non ditemi che non avete visto Report, dai, qualcuno si offende poi. Fango a 5 stelle sul governo, titola Libero. Un collegamento tra i pedinamenti a Ranucci mai avvenuti e la bomba. Questo è il delirante quesito dell'ex PM Scarpinato di fronte all'antimafia per far impazzire i complottisti. Signori, se siete interessati, oggi il quotidiano Libero è tutto vostro. In centro pagina anche qui la morte a 94 anni, il tributo di Benny, quando Forattini confessò: iniziai per una donna. Ci sono 2 paginoni all'interno del quotidiano Libero. Gli Stati Uniti contro i jihadisti, stragi di cristiani? Per Avvenire è peggio Trump. Attenzione, sia il quotidiano Libero con Daniele Capezzone, questo editoriale, che anche il quotidiano La Verità con Borgonovo, essi ne mettono qualche dubbiettino ulteriore sul quotidiano Avvenire, che ieri scriveva è tornato lo sceriffo, e sembra proprio che se ne impippi altamente della strage di cristiani in Nigeria. Misteri, apparizioni e sparizioni, e tra poco vediamo cosa scrive quest'oggi il quotidiano dei vescovi. Intanto Antonio Socci, sempre sul Libero, parla dei dati terrificanti sui perseguitati. Solo Donald ne parla. L'esercito sia come la flotilla. Chi ha detto sta roba? La sinistra va in piazza contro i militari italiani. Riflessione di Pietro Senaldi. E poi anche qui i soldini dei politici. Per Meloni 180.000 euro l'anno, gli stipendi dei politici, Elli flop, buongiorno top. Infine in taglio basso Carlo Nicolato ci parla dell'Europa che imbarca tutti. Sì a Moldova e Montenegro. Signore, Ucraina, Moldavia, Montenegro, Albania, ben posizionati sulla strada per Bruxelles, ma non ci saranno corsie preferenziali, invece bocciata la Georgia, rimandate a data da destinarsi anche altre. Oh santa polenta, ragazzi, tutti da mantenere. Alegher. WhatsApp al 3406709659. Brum brum brum. Vi state scaldando, ragazzi? Bravi, perché il bello, ragazzi, siamo noi quest'oggi, ragazzi di tutte le età, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90. Voglio il vostro giudizio su quanto vi sto leggendo e soprattutto, bada ben, su Mamdani, eletto sindaco di New York, la città più vicina a noi, sarà governata da un musulmano. E chiaramente da domani, ragazzi, te l'ho detto, io domani non faccio la rassegna stampa, da domani ci saranno fuochi artificiali da parte di una certa sinistra che si prende una rivincita pazzesca su Trump, ma soprattutto la rivincita è dei musulmani. Lo sapete, la loro è una religione anche politica. E cosa vuoi di più nella vita, ragazzi? Arriverà anche qua in Italia molto presto questa ondata, e io chiaramente, ripeto, domani non ci sono. Sì, va bene, tra poco inizio a leggere i vostri messaggi, no, perché ne stanno arrivando troppi, e poi puntualmente non ce la faccio a starvi dietro. Andiamo sull'Avvenire. L'Avvenire di quest'oggi, perché ormai sono tutti lì ad aspettare il quotidiano di ispirazione cattolica che ispira e respira e dice di quelle cose che uno poi non può non commentarle il giorno dopo. Infatti ultimamente il giorno dopo tutti i quotidiani di centrodestra commentano Avvenire. Oggi Avvenire scrive:
il grande squilibrio. Attenzione, perché poi queste cose provocano le coltellate e qui stiamo facendo praticamente terrorismo mediatico, capito? Si parla del grande squilibrio e naturalmente della diseguaglianza economica che è a livello critico nell'83% dei paesi. Democrazia a rischio, il virgolettato. Emergenza clima, l'ONU ammette l'aumento della temperatura oltre l'obiettivo 1,5 gradi. Il rapporto del G20 evidenzia la sempre maggiore concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. Tutti in piazza Gaia Aulenti, tutti lì sono i soldi. Paura, raga. No, per queste cose, te l'ho detto, poi vanno in testa a certi malati e che poi tirano fuori il coltello. E non vi dico il resto, perché se i malati sono nostrani, come in questo caso, e tra poco entriamo all'interno dei giornali e si cerca di capire, lo psicologo dice questo, e chi lo doveva tenere non lo poteva più tenere perché era stato giudicato comunque libero. E ragazzi, poi ci sono quelli che ammazzano anche per religione, o quelli che ammazzano perché qui nel nostro paese non gli stiamo dando quello che vorrebbero. Attenzione, siccome io vado controvento, che delizia e che tormento, oggi alle 11, nella seconda parte della nostra controinformazione, intervisterò l'autore di un romanzo che si intitola Di fuga in fuga. Di cosa parla? Parla di un marocchino che viene a vivere in Italia. Tu dici, Semivarin, oggi te la vai a cercare. Prova a uscire da via Bellerio, se hai coraggio. Voglio andare controvento. Che delizia, che tormento. Il giorno in cui vince il musulmano e cambierà il mondo da domani, ragazzi. Parleremo di questo romanzo di Claudio Calabrese, Di fuga in fuga, che parla di come si trova un marocchino nel nostro paese. E quindi da una parte le umiliazioni che un immigrato ha nel nostro paese, ma dall'altra anche, insomma, capire dove stiamo sbagliando, Dove stiamo sbagliando? Punto di domanda, ragazzi. Oggi piatto ricco, micifico. Se stiamo sbagliando, ditemelo. Però sentiremo oggi cosa ha da dire l'autore di questo romanzo. Molla lì, Sammy, molla lì il quotidiano Avvenire, che per oggi basta, e andiamo a fare un giro. No, Fatto Quotidiano, fatto la stampa dopo. Fatto Quotidiano, titolo principale: guida al referendum e alle balle sulle toghe. Ok? Ecco la guida al referendum e alle balle sulle toghe. Guida al referendum e alle balle sulle toghe. Cosa cambia davvero? PM meno equi, politici più invadenti, scrive oggi il Fatto Quotidiano. Casi a casaccio, si citano processi ai VIP che si sarebbero evitati, ma la riforma non avrebbe cambiato nulla. Chiaramente, se siete curiosi di sentire una campana decisamente stonata, è oggi il Fatto Quotidiano. È tutto vostro. Ho detto vostro, mica nostro. Comunque, chi vuole saperne di più, basta che mi scriva, lo sapete, io faccio le richieste come le vecchie radio anni 70-80, non musicali, ma faccio le richieste dei quotidiani. Andiamo sul Tempo. Il Tempo invece se la prende coi 5 Stelle. Che gran pal a culi. Affari a 5 Stelle, titola oggi il Tempo. Ecco l'azienda che lavora con NATO, Agenzia della Difesa Europea, Ministero degli Esteri. Tra i soci ci sono 2 ex parlamentari 5 Stelle e esce qui il paradosso dei pentastellati. Scendono in piazza per la pace contro Netanyahu e poi fanno business con l'industria della guerra. Perché? Perché lavorano con la NATO. Che gran pal a culi, titola oggi il quotidiano Il Tempo.
Subito sotto la riforma della giustizia, Palamara contro Musolino, ora basta con gli attacchi, chi lo fa ne dovrà rispondere, ma anche l'intervista al presidente Petrelli, le camere penali per il sì, la separazione delle carriere è una nostra battaglia storica. I conti in tasca al Parlamento, Meloni, reddito dimezzato, Tajani in crescita, ma il più ricco è Nordio. E ancora, tra le segnalazioni in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, l'ultimo delirio dell'eurodeputata AVS. Salis straparla di occupazioni mentre il governo triplica i fondi per la casa. Questo ed altro sul quotidiano Il Tempo, che ha anche la vignetta con il tempo di Osho, Mattarella che dichiara serve una difesa europea contro l'aggressione russa all'Ucraina, attenzione, e la chiacchierata che fa mentre passeggia nelle sue stanze parlando coi colleghi, intanto cominciamo a chiedere in preventivo per mettere le inferriate alle finestre. Si parla di sicurezza, ma la sicurezza è assolutamente in vista della la Russia che vuole invaderci con i carri armati. Ci fermiamo, facciamo l'amore, non la guerra, e ascoltiamo Il Guardiano del Faro. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Camminavo bel bello per la redazione quando Francesco, che salutiamo e ringraziamo perché è in regia anche quest'oggi, mi disse ci siamo. E infatti ci siamo, è finita la canzone del Guardiano del Faro, Progetto d'amore. Sì, è vero, ti ipnotizza, psichedelica, e dovete guardare il video, chiaramente c'è lui che suona, che mette gli effetti. È un bel vecchiettino, quanti anni ha? 84 e 5, non lo so. Comunque ragazzi, grandissimo il Guardiano del Faro, che è tornato a fare musica. Progetto d'amore si intitola questo pezzo dall'ultimo album, ma attenzione, ne è in arrivo un altro. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno un corno chiaramente. Oggi siamo tutti meditativi, anche se la mia rassegna stampa non parla direttamente della notizia avvenuta nella notte. A New York è stato eletto sindaco il musulmano Mamdani. La vittoria della Gen Z, continua a scrivere il quotidiano Repubblica, perdono i miliardari. E vedo che già ora vi state scatenando con i vostri commenti al 340 6709 659. Chi ha paura di Mandani, dice Federico Rampini sul Corriere. Fatto sta che questo sindaco per il quale l'intifada, ma no, non è mica, ma no, cosa vuoi che sia? Poi New York, dove c'è la più grande comunità di ebrei, uno dice, ma com'è possibile che abbiano votato Mandani? Beh, l'ira di Trump, e lui lo sfida dicendo, so che ci guardi, alza il volume, pompa il musulmano. Ci scherziamo, lo sapete, la nostra è una rassegna folk, però ditemi cosa ne pensate al 340 6709 659, perché io trasmetto per voi e giustamente voi fate parte della mia rassegna stampa. New York come Milano. Da noi Youssef Salah con l'H finale, Salah, ha vinto con pensieri demagogici e utopici, e adesso ne tiriamo le somme. Sì, lo sapete che Milano è la numero 1 per insicurezza, e oggi questa notizia è già sparita dai giornali, chissà come mai. Ecco che se ne accorgeranno anche nella Grande Mela, che presto resterà bacata. Saluti a Gianluca, che porta una sfiga a questo nuovo sindaco musulmano incredibile. Noi naturalmente speriamo che vada tutto bene. Buongiorno Sammy, un messaggio ai sinistroidi italiani: festeggiate pure per il nuovo sindaco di New York. Fortunatamente per gli americani e per il mondo, il presidente è Donald Trump. Farete sempre finta di non sapere e capire che gli immigrati regolarmente entrati in America hanno presentato una domanda di permesso di entrata, fondi sufficienti per l'autorimpatrio, esperienze professionali e di formazione in base alle regole contenute nel visto. In Italia, siccome sono più bravi degli americani, li fanno entrare irregolarmente dalla finestra come ladri e criminali, ovvero ciò che sono, scrive Daniel. E te l'ho detto Daniel, oggi mi voglio provocare e dopo le 11 ospiteremo un romanzo che parla proprio di come si trova qui in Italia un ragazzino marocchino che con la mamma sono arrivati nel nostro paese. Vi voglio provocare per capire anche dove sta la verità, perché magari siamo noi che esageriamo e dovremmo accogliere un po' di più. Trump dovrebbe preoccuparsi se il musulmano l'avessero eletto nel capoluogo dell'Alabama, scrive Marco da Milano. Ma quegli stati che vogliono aderire a questa marcia Europa lo sanno che si stanno evirando? Gino, no, siamo noi che ci stiamo evirando, perché dovremo mantenerli. Questa è gente che non ha soldi, capito? Dopo l'accoltellamento ormai è sicuro. Il sindaco di Milano è una percezione. Buona giornata da Jenny da Milano. Buongiorno, al di là di tutto non si capisce perché l'Italia abbia già speso 100 miliardi di euro per l'Ucraina. Non mi pare ci fosse nessuna convenzione per sostenere un paese neppure lontanamente imparentato con noi. Vuoi vedere che c'è sotto qualche tangente?
niente. Marco, no, c'è sotto il magna magna della ricostruzione, io penso questo, ma puntualmente noi rimarremo fregati. Mago Varin, prevedo e stravedo. Vado via, restate lì e con i vostri messaggi continuate a scrivere perché poi ritorno da voi, ma devo leggere anche il quotidiano La Verità che parla dello scoop di Panorama sul caso Garlasco. Il PM Venditti voleva arrestare Sempio, 20 giorni dopo invece lo fece archiviare. L'ex procuratore di Pavia è oggi indagato per corruzione in atti giudiziari proprio in relazione al suo comportamento durante l'inchiesta per omicidio del 2017. Avrebbe incassato soldi dal padre dell'inquisito. La sua lettera al GIP solleva ulteriori sospetti. Di spalla l'editoriale di Maurizio Belpietro. Attenzione, l'accoltellatore libero perché secondo il giudice non era pericoloso. Quante volte succedono queste cose? Il giudice lo libera perché non è pericoloso e quello ammazza. Siamo sempre sull'argomento giustizia, perché poi tutto sfocia lì, il referendum che ci sarà in primavera e dovete votare per una riforma della giustizia che regoli un attimo anche questi giudici, oppure non volete votare e vi va bene così come sta andando. Ripensamenti, scrive Adriano Scianca oggi sulla Verità, pure 5 Stelle puntavano a sorteggiare i magistrati per il CSM. Guarda, salta fuori, prima il PD era d'accordo, adesso salta fuori che anche 5 Stelle era, ma anche d'altronde anche sull'autonomia, sappiamo che il PD si è dato da fare e poi ha cambiato idea. Li difende Trump, per il giornale dei vescovi i cristiani uccisi sono solo pretesti, ricordiamo il titolo di ieri, è tornato lo sceriffo del giornale di ispirazione cattolica. D'Alema, consulente dell'OMS in pandemia, virgolettato solo sul quotidiano La Verità, l'unico giornale che ci fa bloccare su YouTube. Ranieri Guerra in commissione Covid, l'ex premier interpellato per la vaccinologia. Furono rifiutate offerte di sorveglianza clinica, ventilatori, anticorpi monoclonali. Il piano del 2006 scartato senza neppure leggerlo, signore e signori. Attenzione a Sergio Giraldo e le contorsioni in Consiglio UE. L'Europa non riesce a liberarsi dalla trappola del Green Deal, insomma, come al solito non decide. E poi, mentre la BCE annette la Bulgaria, benvenuti bulgari, inizia a girare un dossier shock. Attenzione, quello che vi diciamo da mesi, forse da anni, e che dite anche voi, la Germania può uscire dall'euro. Giuseppe Liturri, perché la Germania deve lasciare l'euro? È il titolo di un post pubblicato da Robin Brooks, economista della Brookings Institute ed ex DG dell'Istituto di Finanza Internazionale. Christine Lagarde intanto da Sofia elogia la moneta unica, anche se la maggioranza dei bulgari è contro l'euro. La Germania può uscire dall'euro. Questo è il quotidiano La Verità, signori, ed entriamo nel quotidiano La Verità perché ci fa pensare, dicendo cose magari esagerate, però alla fine è vero, come ad esempio a pagina 5, la legge ha abolito i manicomi, ma non i pazzi. La famosa legge Basaglia, è stata chiusa l'esperienza delle strutture psichiatriche con la legge Basaglia. La conseguenza è che gli squilibrati sono rimasti in carico alle famiglie o in carico di quei centri che non sono carceri, non sono ospedali, una via de mes, ma al massimo per un annetto, capito? La soluzione non è mettere queste persone in carcere, ma neanche lasciare che i matti rimangano liberi di uccidere. Questa è la riflessione di Maurizio Belpietro quest'oggi sul quotidiano La Verità, che ne fa di un bel paginone, una riflessione che dobbiamo fare tutti quanti noi, perché poi questi te li ritrovi per strada o comunque ci è capitato di averci a che fare. Pagina 6. I demoni immigrati vincono sempre. Vogliono ucciderci?
colpa della società. Nella folle ideologia di sinistra, l'attentatore nero è la vittima che agisce perché depresso o per vendicare la schiavitù. Come i personaggi di Dostoevsky incarnano un male che è necessario. Un paginone anche qui di meditazione, e dove si scrive che persino l'assalto col coltello sul treno per Londra è stato associato al disagio. Eppure quello di Milano, Gaia Aulenti, sì, perché era simbolo del potere, quella piazza e quella donna. Scendo un po' più in basso e cosa ti trovo? Fabio Amendolara che ci segnala questa notizia. Inneggia alla Jihad e cerca reclute, minore tunisino arrestato a Pavia. Era tra i membri di una rete a supporto dei terroristi. In casa manuali per esplosivi. Signore e signori, un po' maranza e un po' apprendista jihadista e voilà! Oh, non c'entra niente, il nuovo sindaco di New York. Ma sei scemo? Ma assolutamente no. Solo perché ha detto che la jihad, insomma, l'intifada è una resistenza, hai capito? Dalla provincia di Pavia avrebbe propagandato i sermoni degli imam più radicalizzati e contemporaneamente tentato di autoaddestrarsi. Il profilo tunisino, minorenne, con una crescente passione per la propaganda islamica. Ieri all'alba i carabinieri del ROS, raggruppamento operativo speciale dell'Arma, gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Milano l'ha privato della libertà con l'accusa di partecipazione a un'organizzazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Signori, c'è un intero paginone solo sulla Verità. Il vicepresidente del Senato Centinaio ha parlato di pericolosissima combinazione tra proselitismo online per la causa jihadista e volontà di passare dalle parole ai fatti attraverso la consultazione di manuali per costruire ordini esplosivi. E ha aggiunto baby gang e gruppi di maranza, già protagonisti di atti di teppismo e criminalità, possono rappresentare anche il terreno di coltura per la radicalizzazione islamica. Mi auguro che nessuno sottovaluti questo rischio. Oggi sul quotidiano La Verità. E sottoporremo anche questa notizia ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza, ma soprattutto chiaramente storico, leghista e anche partecipante alla bellissima avventura di questa radio. Sono ancora sul quotidiano La Verità perché anche qua si medita e si fa pubblicità ad Avvenire. Cristiani d'Africa senza avvenire. Avvenire è però la testata scritta a maiuscola. Vescovi ciechi sulla strage in Nigeria. Per il quotidiano cattolico la denuncia di Trump sarebbe solo un pretesto per indebolire l'ascesa del paese, come la droga per invadere il Venezuela, scrive Avvenire. Eppure religiosi in missione hanno parlato di attacchi mirati ed eccolo qua il titolo di ieri che vi ho letto: lo sceriffo è tornato. Ne parla oggi Francesco Borgonovo. I cristiani vengono chiamati in tanti modi oggi, per lo più spregiativi, ma non era mai accaduto finora che fossero messi sullo stesso piano della droga e definiti pistole fumanti. Signori, se avete qualche dubbiettino, oggi è da leggere Borgonovo sul quotidiano La Verità. E intanto sono inondato da WhatsApp, grazie al 340 6709 659. Tra poco ne leggiamo altri, ma naturalmente ricordiamo che oltre a questa rassegna stampa poi abbiamo il secondo tempo dalle 11 a mezzogiorno e anche il terzo tempo, perché oggi c'è anche
è tutto magna magna, sappiatelo. A proposito del Corriere, della confessione shock sul Corriere, quindi l'accoltellatore di Gao Lenti che ha detto quella donna mai vista volevo colpire il potere economico, oggi i quotidianoni si dilettano a intervistare lo psicologo di turno. Chiaro. Allora, cosa dice a pagina 7 lo psicologo del Corriere? Non ascoltiamo più le emozioni dei ragazzi e loro identificano l'età adulta con la violenza. Gesti eclatanti per ribaltare il disagio. Qui non si parla di quello che è avvenuto direttamente in Gao Lenti, ma anche dell'esempio che questi gesti poi provocano nelle menti dei più giovani. E ad esempio quello che è successo la notte di Halloween, la vicenda del quindicenne ostaggio di un gruppetto di coetanei, ma anche più piccoli, avevano anche 14 anni, la notte di Halloween, richiede una lettura che metta da parte il giudizio e vada oltre i fatti di efferata crudeltà e sopraffazione che hanno visto come vittima un ragazzo da proteggere, in carico ai servizi per fragilità psicoemotive. Vittima e carnefici hanno in comune una fragilità che è figlia di questi tempi, anche quello in Gao Lenti è fragile, e che se non riesce a trovare le parole e i canali giusti per essere espressa, può diventare violenza, spiega Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Atti aggressivi da parte dei giovani sono sempre esistiti, ma in questo momento i nostri ragazzi crescono in un clima culturale dove la violenza verso l'altro, la rabbia, sono la cifra distintiva dell'essere adulto. Ci scandalizziamo quando la violenza diventa un fatto di cronaca, come nel caso di Moncalieri, soprattutto se vede come protagonisti i ragazzi, ma quello che proponiamo ai giovani sono modelli di riferimento dove il successo è determinato dalla prevaricazione sull'altro e dove viene allontanata o annientata la fragilità in tutte le sue forme. Interessante quello che dice lo psicologo quest'oggi a pagina 7 del quotidiano Il Corriere, parlando di quella terribile notte di Halloween nel torinese, ma ripeto, se allarghiamo la cosa anche a quello che sta succedendo, che è successo in centro Milano e in altre zone d'Italia e del mondo. Ancora sul Corriere c'è Fiano commosso, è riuscito finalmente a parlare a Ca' Foscari, ma gli hanno messo una tripla scorta. Imporre il silenzio uccide la pace, il ritorno dell'ex deputato PD nell'Ateneo dopo le contestazioni, sul Corriere ma anche su altri quotidiani. Giro di nuovo la pagina e naturalmente non può mancare a pagina 14 la sfida di Mamdani, New York, sul costo della vita. Trump ha fallito. L'elezione del sindaco, il 34enne immigrato e socialista, simbolo della sinistra vicina alla working class. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, quando naturalmente non era ancora uscita la bella notizia della vittoria. A proposito di vittoria, qui non lo so, io sono usciti questi dati, che facciamo? È Pagnoncelli che ce li sciorina. Centro-sinistra avanti in Puglia. Per De Caro 30 punti di vantaggio. Il PD in testa, poi Fratelli d'Italia. Favorito al 63,8, Forza Italia doppia la Lega, 5 Stelle in calo, affluenza a rischio, Alegher. Giro di nuovo la pagina. E allora dove vai? Ah, la polemica su Laura Pausini, certo, e qualcuno di voi me l'ha segnalato comunque, perché tutto questo casino mediatico davanti comunque a un lutto, ma uno dice: ma perché hanno sbattuto lo zio della Pausini, che purtroppo è morto in un incidente stradale, su tutte le prime pagine? La morte dello zio, Laura Pausini, la cugina, non la voglio ai funerali. La notizia l'ha raggiunta a centinaia di chilometri di distanza a Trento, dove ora vive lì con dolore e rabbia, ha rotto il silenzio Sabrina Pausini, la figlia di Ettore, nonché cugina
figlia della cantante Laura Pausini, ha preso a distanza della morte del padre, titolare di un negozio di barbiere, investito domenica da un pirata della strada mentre si trovava in bici, e non è rimasta in silenzio. Dopo aver chiesto giustizia in un post su Facebook e poi cancellato, ha rivolto parole durissime al 29enne alla guida dell'auto, costituitosi solo lunedì, ma anche nei confronti di una parte della sua famiglia. Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela, commentato con un chiaro riferimento a Laura Pausini e al fratello Fabrizio, dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre alle apparenze. Solo sulla carta, perché ha poi aggiunto: a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. Da qui l'ulteriore sfogo di non volerli al funerale. Questo trafilettone che ci chiediamo anche, ripeto, perché è data tutta questa importanza mediatica a un lutto, certamente, ma comunque perché è lo zio della Pausini. Ma e sono anche le peripezie di certi giornalisti che, pur di avere la notizia e far comprare qualche copia in più, ma nessuno compra comunque perché te li guardi solo online, puntini puntini. Sì, dai, vado anche sul quotidiano La Stampa, tiriamoci questa bacchettata sulle dita, perché La Stampa oggi se la prende completamente contro il governo e contro la Lega, in particolare con paginoni, tutti contro di noi e contro di voi. Allora, in taglio alto: Torre sicura, il virgolettato, il sì ai lavori nel mirino dei PM, l'inchiesta sul crollo a Roma, la relazione arrivata a maggio in comune, l'ex sovrintendente, il degrado già nel 2012. Poi la strage di alpinisti italiani in Nepal, la satira va in paradiso con l'addio a Foratini, e uno dice: ma no, non succede assolutamente niente, ma ci mancherebbe. No, non è successo niente, però già tra i richiami in prima pagina c'è la decisione della consulta. Taxi se Salvini cade sui vincoli agli NCC. In una lite col governo su alcuni vincoli introdotti a carico degli NCC, la Corte Costituzionale ha accolto le lamentele della Calabria. I riflessi superano la vicenda specifica. Fatto sta che uno che non capisce niente dice: vabbè, entriamo all'interno. Giro la pagina e siamo agli insulti di Zakharova, i silenzi nella Lega e i 5 Stelle a scoppio ritardato. Anche i 5 Stelle erano in silenzio, ma poi ieri ha detto: si scusi. La Farnesina, parole volgari e inaccettabili. L'ambasciata difende la portavoce.
AWS, il no al depotenziamento degli organi di vigilanza, burocrazia, I love you. Se bloccano i progetti è perché sono sciatti e Salvini è incapace. Hai capito? Wow, che bella motivazione. Subito sotto, dal carroccio solo forzature. I ritardi bisogna agire sulle regioni. Ecco il commento di Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente. Gli siamo sempre stati simpatici, fin dallo sbarco negato ai clandestini. I leghisti propongono soluzioni semplicistiche, le amministrazioni seguono il modello Campania, rafforzino l'ufficio che dà le autorizzazioni. Paginone quest'oggi con Manganello sulla Lega e sul governo, sul quotidiano La Stampa, ma non è finita, signore e signori, è già la consulta che boccia il decreto sui taxi, incostituzionali i divieti agli NCC. La Corte dà ragione alla Calabria, non spetta al governo fissare obblighi al noleggio con conducente. Eleonora Camilli dedica un paginone, ma c'è anche Serena Sileoni con il suo pensiero, quella frenata dei giudici sullo Stato interventista. Ancora una volta i giudici che bloccano le riforme per velocizzare anche che lo Stato vorrebbe fare su molti fronti. Il taccuino di Marcello Sorgi, indovinate il titolo? Vai, 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 il doppio schiaffo al capitano. E quindi certo aspettiamo le motivazioni della Corte Costituzionale che ha bocciato il provvedimento di Salvini contro gli NCC a favore dei tassisti, però è un doppio schiaffo. Aia, me lo sono beccato anch'io. E allora vado a mettermi un po' di cipria. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione dominante sul nostro paese. Nella prima parte della giornata locali foschie sulle aree pianeggianti del nord, sereno o velato altrove, salvo nubi all'estremo sud. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature massime in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica. Fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica, fantastica. E vai, bellissimi ricordi. Un bacio a mezzanotte nell'interpretazione dei Fidanza Jazz Como. Scritto nel 1952 da Gorny Kramer, la musica Garinei e Giovannini, il testo lanciato dal quartetto Cetra. Un bacio a mezzanotte, ma un intero repertorio divertentissimo e che si lascia ballare senza gran fatica, quello dei Fidanza Jazz Combo, che comunque non riescono assolutamente a metterci di buon umore, assolutamente. Guardate la mia faccia, guardate quella di Francesco, siamo veramente arrabbiati. Perché? Perché ha vinto il musulmano a New York. Storico tris dem, 3 al prezzo di 1 addirittura. Mandani eletto sindaco a New York. Trump si può sconfiggere. Le donne che vincono in 2 stati. Il Caicun che dice ho perso perché non ero sulla scheda. Fatto sta che sui giornali non trovate ancora questa notizia perché di questa notte. Io domani, l'ho annunciato, non condurrò la rassegna stampa. Sto a casa a dormire. A proposito di Russia, scrive qualcuno, la cosa che fa più pensare è che siamo un popolo di imbecilli a partire dal capo e che crediamo alla panzana dell'invasione russa messa lì ad arte da quelli che fanno affari contando sulla dabbenaggine dei poveri cristi. E ancora, ma quegli stati che vogliono aderire a questa marcia Europa lo sanno che si stanno evirando? Te l'ho detto, Gino, questi si vogliono far mantenere. E certo, parassiti. L'avete
L'avete già sentito questo termine? Ha ragione Salvini, sosterremo l'Ucraina ancora per 50 anni? Punto di domanda. Il ministro Collelmetto, in una guerra iniziata già persa, è di questo parere, che è come l'accanimento terapeutico su un malato terminale, scrive Jenny. Ciao Sammy, come si trova il povero ragazzino marocchino in Italia? Oh poverino! E come ci troviamo noi ad avere tutti questi marocchini che delinquono sulle nostre strade? E come si trovavano i nostri nonni emigrati per lavoro nell'Europa del Nord o in America? Cara Dani, ve l'ho detto, oggi voglio farvi pensare, magari anche arrabbiare, però come dico sempre la verità sta nel mezzo, perché alle 11 intervisto l'autore di un romanzo che si intitola Di fuga in fuga e che parla proprio del tema l'immigrazione vista da una prospettiva diversa, ossia vista dal personaggio di Ryan, che è il personaggio principale di questo romanzo, che è un giovane marocchino arrivato in Italia con la madre. Oggi vi farò pensare, anche un po' arrabbiare, ma a cosa servo altrimenti? Dai, non bisogna fare la radio banale. E io vi leggo anche il quotidiano La Stampa. Ammazza, oggi devo veramente fare attenzione quando esco da qua, perché a pagina 14 c'è un'altra manganellata per il centrodestra e per la Lega. Cuffaro e il bacio fatale della politica. Oh, a pagina 14 della Stampa. L'eterna tentazione e l'intesa con Salvini, il carcere, l'attrazione per il potere e la nuova richiesta di arresto, la parabola umana di Totò Vasa Vasa. Ed ecco Salvatore Cuffaro che offre cannoli il giorno dopo essere stato condannato a 5 anni per favoreggiamento semplice a Palermo in una foto del gennaio 2008. Chiaramente paginone sul fatto che il centrodestra sia all'interno di questa compagine, ma c'è noi moderati, c'è anche la Lega e guarda un po'. Che palle ragazzi, cioè tutte storie veramente per buttarti semplicemente fango addosso. E allora sai che faccio io? Vado da tutt'altra parte, vado sul quotidiano Libero, certo, perché il Libero, ricchissimo quest'oggi di segnalazione, dice però una roba che già ci mette un attimo sul chi va là. Che cosa racconta all'interno di Libero a pagina 16? Tutt'altro argomento, ragazzi, non c'entra la politica, ma c'entra col nostro portafoglio. Luca Puccini ci segnala che il tutor, quel sistema per cui devi stare attento alla velocità media in autostrada, altrimenti ti arriva a casa la multa, e ormai è vecchio. Occhio alle nuove multe, arriva il sistema Navigard, il nuovo strumento di monitoraggio attivo dall'anno prossimo, radar, telecamere, sensori che controllano in tempo reale velocità, ostacoli e sorpassi azzardati, signori. Le infrazioni al codice sono solo una delle mansioni di questo Navigard. Non sarà utilizzato soltanto per rilevare la velocità di una berlina che passa un po' troppo sparata a fianco dell'autogrill. Il sistema infatti rileva i comportamenti anomali, come i sorpassi azzardati, l'uso improprio delle corsie, ragazzi, ma anche soltanto se stai in quella di mezzo e non stai sorpassando nessuno, quello se ne accorge. Il mancato rispetto dell'obbligo di sosta a destra per i mezzi pesanti e i veicoli in contromano, che non sono proprio una sciocchezza, e insomma tante cosettine che noi magari diciamo da nulla, ma che ci faranno avere una multa, oppure ti busserà alla portiera la polizia stradale. Santa polenta. Subito sotto, sempre a proposito del popolo degli arrabbiati, perché ci ritroviamo anche arrabbiati dopo questa notizia, Velox vandalizzato, preso il Fleximan della Bassa. Il 56enne italiano ricercato dal 2024 dovrà rispondere di danneggiamento e interruzione a pubblico servizio. No, lo hanno beccato, quello che rompeva tutti gli autovelox. Cambio quotidiano, signori, ma questo è un esempio di come quest'oggi, se compriamo qualche giornale, c'è veramente da arrabbiarsi. Tentiamo con il quotidiano Il Giornale, proviamo. Andiamo a pagina 9, Meloni più povera, reddito dimezzato, l'exploit di Lupi,
Buongiorno milionaria, si parla di soldi nelle tasche degli onorevoli. Cosa troviamo? La Premier Meloni dichiara 180.000 euro e l'acquisto di una nuova casa a Roma, ma Fabrizio De Feo vi parla anche degli altri. Antonio Tajani di Forza Italia 187.000 euro, 30.000 euro in più dello scorso anno. Maurizio Lupi, Noi Moderati 250.000, Calenda 122, Bonelli poco più di 100.000 euro. Ellis Line e Nicola Fratoianni della sinistra restano sotto quota 100.000. Mancano ancora all'appello Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che non hanno ancora pubblicato le loro dichiarazioni. E chiaramente, signori, il popolo della sinistra immagina come curioso. Vado avanti sul quotidiano Il Giornale e ricordiamo anche questa notizia, che Bruxelles si è fermata sull'auto green. Si è fermata nel senso che si è impantanata. Braccio di ferro fiume sul taglio delle emissioni, Pichetto che chiede neutralità tecnologica. Insomma, è confermato l'obiettivo al 2040, ma restano le distanze sul percorso. Gutiérrez dice il superamento della soglia di riscaldamento globale di 1,5 gradi è inevitabile. Allegher. Anche qui il riquadretto, accolto il ricorso della Regione Calabria, NCC, la consulta boccia tutte le restrizioni. Sono troppe le limitazioni alla concorrenza. Insomma, la Corte Costituzionale ha inflitto un duro colpo alle restrizioni imposte dal governo al settore del noleggio con conducente, il famoso NCC, dichiarando illegittime parti del decreto interministeriale 226 del 2024. I giudici hanno accolto i ricorsi della Regione Calabria, riconoscendo un'invasione delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale e la violazione dei principi di libera concorrenza. Al centro della disputa alcune norme considerate eccessive: l'obbligo di attendere almeno 20 minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio, se non si parte dalla rimessa, il divieto di stipulare contratti di durata con soggetti che svolgono anche attività di intermediazione, l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'app ministeriale per il foglio di servizio elettronico. Secondo la consulta, tali misure sono sproporzionate e stanno violando la libertà di impresa, la neutralità tecnologica, l'autonomia contrattuale. Poi l'articolo oggi sul quotidiano Il Giornale prosegue, ma noi torniamo a parlare dell'allarme sicurezza, l'aggressione di Milano, la vittima mai vista prima, colpo al potere economico. Dentro la lucida follia di Vincenzo Lanni, con un disturbo schizoide, la rabbia maturata per il lavoro perso e l'uscita dalla comunità. Ricordiamo che nel 2015 accoltellò 2 anziani, ma scrisse subito una lettera di scuse: sono molto pentito. Poi il percorso di recupero fino a pochi giorni fa. E ci sono anche qua i giudizi di chi effettivamente lavora nel settore: detenuti psichici, il buco nero REMS e il rimpallo tra i servizi sanitari. Nelle strutture ci sono pochi posti e tante richieste, piante dosi che dice il sistema è da rivedere. L'intervista a Carlo Fraticelli, psichiatra e direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della SST Lariana. In reparto spesso si fa un mix tra autori di reati, minori e malati. In mancanza di alternative, chi ha commesso un crimine finisce in ospedale per mesi. L'intervista quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Poi, naturalmente, il Nepal, valanga sulle cordate, i morti italiani salgono a 5, ma pericolosa la notizia da Pavia, con Felice Manti, confezionava ordigni esplosivi per la Jihad, arrestato un minorenne di origine tunisina. Era pronto a combattere in Siria e istigava altri amici a giurare fedeltà all'ISIS tramite diversi profili social. E chiaramente una paura della miseria, perché avete visto, tutti quanti ormai la pensiamo così, minorenni immigrati sono quelli che stanno purtroppo compiendo più reati, e se non li compiono insegnano ai nostri figli
come compierli. Vado sul quotidiano Il Tempo, che gran pal a culi gli affari a 5 Stelle, scrive Francesca Musacchio, pacifisti ma in prima linea nel business della difesa. È il paradosso che attraversa l'universo pentastellato finito nei ranghi dell'industria militare italiana. Ex deputati dei 5 Stelle, cresciuti nel culto dell'antimilitarismo, oggi siedono nei consigli e nei board di società che lavorano con la NATO, l'Agenzia Europea della Difesa e il Ministero degli Esteri. Doppia faccia! La metamorfosi di un movimento che predicava il disarmo in piazza e in aula e che oggi lavora con l'industria della guerra. E lo sputtanamento... Olè, affari a 5 Stelle, pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Parallelamente spuntano gli incontri di Hanun e Hijazi in Parlamento, non solo convegni e selfie, si riunivano con PD e 5 Stelle, se volete approfondire. Giro di nuovo la pagina e come vi dicevo, meditazioni particolari, poi chiederemo anche a Morelli tra 10 minuti. Sanità in Sicilia, ora che il via al ponte sullo Stretto si avvicina, la procura richiede l'arresto di Cuffaro e Romano. È un po' strana sta cosa, è vero? La procura di Palermo che chiede gli arresti per Totò Cuffaro e Saverio Romano, il segretario della DC e il deputato di Noi Moderati sono 2 tra i 18 destinatari di misure cautelari per un presunto sistema corruttivo negli appalti della sanità siciliana, e c'è già chi parla di tempismo perfetto che suona di sospetto. Adesso che si accelera per il ponte sullo Stretto, qualcuno ce lo blocca. Adesso che si accelera con la riforma della giustizia, ma siamo noi che pensiamo male. Vai, io vado avanti, certo, perché si parla di emergenza abitativa sempre sul Tempo, mentre la Salis straparla di occupazione. Dal governo 890 milioni per le case. L'europarlamentare di US a ruota libera contro gli sfratti. La risposta del ministro Foti sono le risorse triplicate. Ne parla Cristian Campigli oggi sul quotidiano Il Tempo. Avanti con la notizia. E cosa ci vuoi fare? Non si sapeva ancora la vittoria, ma si presagiva. Democratici d'America, ultima chance, titola quest'oggi a pagina 10 e 11 Il Tempo. La sinistra si gioca tutto col musulmano Mamdani, super favorito il 34enne che ha vinto a sorpresa le primarie Dem, endorsement del presidente Trump al rivale Cuomo che invita a non votare il repubblicano Slaiva. E intanto di spalla l'avviso ai compagni della grande mela, il Conte Max. Grande eccitazione ed entusiasmo nelle sinistre europee, ma anche in buona parte dei democratici americani, in queste ultime settimane per il candidato socialista di religione islamica a sindaco di New York, Zoran Mamdani, dato per favorito nei sondaggi sino all'ultimo e poi ha vinto. Le urne a New York si sono chiuse quando in Italia erano le 3 di notte, quindi sapremo oggi se è diventato sindaco oppure no. Sì, un dettaglio ovviamente non per lui nel nostro ragionamento, sì, perché qui si vuole analizzare l'ennesimo miraggio delle sinistre europee, ovvero lo scambiare New York, la città culturalmente e pure politicamente più europea d'America, insieme alla californiana San Francisco, per tutti gli Stati Uniti d'America, sperando che il giovane Mamdani rappresenti la riscossa del socialismo, un'ideologia che negli USA non ha mai attecchito, anzi, ma soprattutto diventi l'anti-Trump, in un momento in cui i democratici statunitensi arrancano. Ebbene, non sarà da New York che potrà arrivare un leader progressista in grado di sfidare la leadership di Trump. Le ragioni sono molteplici, ma una svetta su tutte le altre. La grande mela, che piace molto a intellettuali, a radical, a artisti dal cinema alla musica, non ci azzecca nulla con la pancia più profonda dell'America, anzi l'è proprio estranea. Per coglierla bisogna andare in Texas, in Arizona, in Ohio o in una marea di altri stati americani
urbani meno noti della città di New York, ma che costruiscono tutti insieme il vero spirito di frontiera che è l'identità principale alla base dell'energia degli USA, dalla loro nascita ad oggi. Ecco allora che misurare gli Stati Uniti, soprattutto da New York, non rappresenta una forma di radicale intellettualismo o di avanguardia, ma più banalmente di provincialismo. E poi prosegue la meditazione: fatto sta che New York è la più vicina all'Europa che all'America, e lì ha vinto un sindaco musulmano. Chiaramente sto accogliendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659 che leggerò nel corso della mattinata. Su Repubblica le tangenti di Cuffaro ve l'ho già detto in centro pagina, ma all'interno c'è l'intervista con la Russa, pagina 15. Meloni farà il bis, non pensa al Quirinale. Cori fascisti? Solo folklore. Nella riforma si poteva puntare di più sulla seconda parte, quella che cambia il CSM. Giorgia non vorrebbe mai assoggettare i PM al governo come accade in altri stati. E ancora, se ci sarà la volontà politica, il premierato verrà approvato, altrimenti toccherà alla legge elettorale. Sui cori fascisti a Parma, un ministro ha detto che andrebbero presi a calci. Ma allora che facciamo con chi tira le Molotov? Tan, ta, da, da. Oggi Tommaso Ciriaco, a pagina 15, intervista il presidente del Senato, La Russa. Sono sul quotidiano Repubblica e naturalmente si comincia a festeggiare, anche se la notizia non era ancora uscita. Ti immagini domani? Ve l'ho detto, io domani non ci sono a condurre la rassegna stampa. New York, il giorno di Mamdani. Trump pericoloso per gli ebrei. Le elezioni per il sindaco sono state uno scontro generazionale tra l'ex governatore Cuomo, 68 anni, e Zoran, che ne ha soltanto 34. Qualsiasi ebreo che vota per Mamdani, un odiatore di ebrei comprovato e autoproclamato, è una persona stupida. Non è la prima volta che Trump si lamenta delle scelte politiche della comunità ebraica, perché c'è una comunità gigantesca di ebrei proprio a New York. E hanno votato il musulmano. Ne parla oggi Repubblica con Paolo Mastrolilli, quando, ribadisco e discoriba, non era ancora uscita la notizia della vittoria. Poi è uscita e li abbiamo visti ballare. Che facciamo? Volete qualche messaggino? Vedo che state fremendo. Ok, fremete che arrivo. Faccio soltanto un girettino di controllo sul quotidiano Il Corriere, se vi ho detto tutte le terribili notizie. Sì, ve le ho dette tutte, effettivamente, almeno quelle che so che possono interessarvi, e quindi certo non mi resta che tuffarmi sui vostri WhatsApp, così ci portiamo avanti, perché oggi siete veramente in tanti e fate bene a commentare le notizie, primis il sindaco musulmano, ma anche quello che sta succedendo qua da noi. Perché Repubblica tifa la vittoria del sindaco? Non capisco cosa ci guadagna. Bella meditazione, ragazzi, e vedrete cosa scriveranno domani i quotidiani, che non era ancora uscita la notizia quest'oggi, capito? Se la Germania esce dall'euro, stappo un proseccone, così possiamo seguirla, dice Pietro. E noi lo diciamo da mesi. Mi avete fatto venire in mente, devo risentire la Deborah Bellotti, signora delle stelle, certo, è quella che prevede il futuro attraverso gli astri. Ogni tot mesi la sentiamo, ed era proprio lei che ci diceva che ne capiteranno di cotte e di crude, tra cui la Germania che se ne va. La giustizia con sconti, se incapace di intendere e volere. Per me più pericolosi, perché possono colpire senza motivazione qualunque di noi, perciò siamo senza difesa dal nemico. E ancora, per i terroristi andare in carcere è una medaglia, dove trovano altri terroristi e imam che vanno in carcere a diffondere il credo. Poverino, facciamolo spaccare pietre per 18 ore, così calano le forze. Peraltro, che rieducazione impossibile. Te l'ho detto, tante meditazioni, poi come dico io, la verità sta nel mezzo, sta in un
certo fil rouge che collega un vostro messaggio all'altro. Buongiorno, siamo finiti con New York e confermato il declino. Ora, se questo governo in Italia conferma il programma, forse ce la scampiamo. Ma quello che vi dico io, è il mio parere personale, è veramente da quest'oggi cambia il mondo con la vittoria di questo sindaco musulmano a New York, perché è un esempio, e qualcuno oggi Sorgi appunto diceva lontano dall'America, perché New York, che lo vogliate o no, non rappresenta effettivamente l'America, ma è più vicina a noi, all'Europa e soprattutto anche ai nostri desideri e desideri dei nostri figli. Se gli parlate insieme ai miei figli, secondo voi qual è il viaggio, il primissimo viaggio che vorrebbero fare? Andare a New York. Vediamo dove ci porta. Ripeto, da domani cambia completamente una certa visione e una certa comunicazione, soprattutto da parte delle sinistre in Italia. Ecco perché prosegue l'emigrazione muslim in Occidente e il loro procreare come conigli. Il loro progetto è superarci di numero per poi raggiungere posti di potere, cioè avere il potere di sottomettere tutti alla loro religione, ed è a quel punto che avranno adempiuto al diktat del Corano e poi saranno cavoli amari. Assolutamente ottimista la Luciana. Clara, io mi chiedo, ma com'è possibile che dei ragazzini minorenni siano in giro per le strade alle ore piccole di notte? Brava. Ma i genitori li controllano? Ai miei tempi, se non si rientrava all'orario che ti davano i genitori, poi non potevi più uscire fino al prossimo permesso. Brava Clara, la realtà è che questi non ti dicono cosa fanno, dicono che vanno a dormire dal nonno o da un amico o da un'amica. È chiaro che io da quest'oggi farò l'agente segreto e pattuglierò che vadano veramente dove mi dicono. Scherzo, sì, scherzo. Il sindaco di New York è solo una percezione, scrive Roberto da Monza. E poi ancora, questi sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Io non ti ascolterò domani. Brava Dani, te l'ho detto perché non ci sono io domani mattina. Guarda che sono serio, domani faccio il pomeriggio dalle 13 alle 15, giurin giureta. Ancora WhatsApp, abbiamo una disgrazia, la disgrazia del Quirinale. Per quanto tempo il biancone resterà in piedi? Politicamente, certo. Chi ci guadagna con la ricostruzione? Le imprese? Con che soldi ricostruiscono? Questo è un altro problema di cui non si discute. Quali sono? Ma ci danno qualche drone, dai. Volete un drone? E beccatevi un drone. Quali sono i tornaconti per noi? Insomma, chi paga? Se importiamo dalla melma, avremo un paese di melma. Ma con tutto quello che abbiamo detto su Putin e che ne abbiamo dette di ogni, chiediamo alla Zakharova di chiedere scusa. Siamo proprio dei falsi ignobili. La Zakharova ha detto la verità. I giornali possono dire quello che vogliono, si tirano addosso solo avversione. Sono solo degli ipocriti, pacati dalla von der Leyen. E ancora, ma io non mi meraviglio dei soldi della Meloni, li hanno presi anche gli altri nel tempo. Ti credo, con la valanga di soldi delle nostre tasse che gli arrivano in casa, fanno poca fatica a aumentarsi lo stipendio. Quello che non mi va giù e mi fa schifo sono i nostri soldi dati a Zelensky. Dite alla sinistra che con il sindaco musulmano è l'inizio dell'invasione islamica, iniziata con Obama e avanti tutta. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Bella canzone meditativa questa, ci fa meditare. Sergei Komenko con la sua Theater Symphony ci ha portato alle 9.05 con Sammy Varin, rassegna stampa o quello che ne resta dalla splendida opera di Giulio Cainarca in 20 anni, e poi lasciata nelle mani di Sammy Varin che l'ha completamente trasformata come format. È una cosa che non esiste, quella che io faccio sulle altre emittenti. Nessuno osa fare una cosa in cui c'è anche dell'ironia nella rassegna stampa, l'ironia e la maieutica. Io vi faccio partorire la verità, chiaro, perché la verità sta nel mezzo, vi devo mettere il dubbio e magari cercare anche di scomporlo un attimino. E allora, a proposito di scomposizioni, vediamo se riusciamo a trovare il sottosegretario Alessandro Morelli, ma nel frattempo io non resisto, do la linea a voi. Dai, apriamo le linee, vediamo cosa succede quest'oggi con Mandani eletto sindaco di New York. È la vittoria della Gen Z, quasi si discolpa al sito di Repubblica dicendo che sono i giovani che hanno vinto, perché lui effettivamente è giovane, ma è anche molto musulmano, socialista, ma anche bianco di carnagione, come una formaggella. Perdono i miliardari. Ma attenzione, non solo Mandami, anche Virginia, New Jersey passa ai Dem. Cosa sta succedendo? Che fine ha fatto Trump? Chiamate al volo 0292947222 e dite la vostra. Intanto New York ha dimenticato le torri gemelle. Che vergogna, ci scrive Rita. E c'è anche un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Ciao Piero dalla Romagna col sole, Uela. tutti i giorni, no? Buon brutto non è mai, però fa più freschino. New York è un grande scatolone, ha gli abitanti di Istanbul, meno degli abitanti di Mosca, tanto per intenderci, che ovviamente ha raccolto tutto quello che si poteva raccogliere. A me non risulta una New York governata dai repubblicani, forse non so bene, comunque non negli ultimi tempi. Infatti prima di questo neosindaco Mosley c'era un colored, no? Una persona negra, che era un ex poliziotto. Insomma, New York non hanno vinto un cazzo, come si suol dire dalle nostre parti, perché era evidente che sarebbe stato così, quindi io non me la prenderei più di tanto. Farei in modo di far capire alla gente che vive a New York che forse è meglio di fare diversamente. Però sicuramente, se andiamo a vedere i dettagli dei voti, ci accorgeremo chi sono fondamentalmente gli elettori dei democratici di ispirazione socialista, e vedrete che non sono certamente i lavoratori quelli che producono, quelli che mantengono la grande organizzazione e ricchezza di New York. Ed ecco una delle meditazioni, ma è la primissima perché non c'è ancora sui quotidiani, per la vittoria del sindaco di New York. Ripeto, qualunque sia il vostro pensiero, da oggi si cambia completamente comunicazione, perché verrà presa ad effetto questa vittoria del musulmano a New York per dire, ma allora anche qua in Italia cosa stiamo facendo? Ci vuole un sindaco musulmano, vedi poi l'Inghilterra ed altre decisioni in cui si dà in mano il potere ai musulmani. Noi qui ci mangiamo insieme tranquillamente, blocchiamo tutto quanto a Milano per dare spazio a loro e gli vendiamo interi quartieri. C'è Morelli? È arrivato Morelli, dai. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Grazie per essere con noi al sottosegretario senatore Alessandro Morelli, buongiorno. Grazie a te Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, una notizia che non c'è sui quotidiani, come annunciavo prima, io domani non condurrò la rassegna stampa, è il nuovo sindaco di New York, il musulmano e socialista Mandami, uno per cui l'intifada significa semplicemente resistenza, ma soprattutto, come dicevo Alessandro, noi che facciamo comunicazione radio da qualche annetto, la sensazione che ho io è che da domani cambierà completamente una certa comunicazione anche in Italia.
cosa sta succedendo? Dove si è sbagliato? Cosa si sta muovendo in America, ma direi soprattutto qua in Europa, perché da quello che leggo New York non rappresenta tanto l'America in America, la rappresenta per noi forse, ma rappresenta un esempio di qualcosa che sta cambiando e deve assolutamente cambiare anche nel nostro paese. Morelli. Ma guarda, francamente non vedo un grande cambiamento sul fronte della politica legato all'elezione di questo Mamdani, semplicemente perché oggi leggiamo e vediamo i commenti degli esponenti della sinistra che esultano rispetto alla vittoria di questo musulmano estremista di sinistra, ma diciamo basta vedere quelli che sono i grandi sostenitori del comitato dei Mamdani per capire qual è stata la genesi. Ricordiamolo, Mamdani è un politico legato a un territorio di New York, si è esposto politicamente in maniera molto solida per una candidatura a sindaco di New York partendo praticamente da zero con una esperienza di minore cabotaggio rispetto chiaramente ad avere l'incarico della Grande Mela. Beh, ti dicevo, perché non cambia molto rispetto a qualche tempo fa, 2 giorni fa, ma esattamente come 2 anni fa, esattamente come 5 anni fa, perché, e lo puoi vedere, lo potete vedere tutti in questo momento, cosa che sto facendo io per verificare quando stavo per affermare, che uno dei più grandi sostenitori che si congratula con il nuovo sindaco di New York è Alex Soros, il cui cognome diciamo è abbastanza noto sia sulle frequenze di Radio Libertà sia tra i nostri ascoltatori. Se vogliamo ripetere e ribadire chi è George Soros, che chiaramente ha una parentela molto stretta con questo Alex scrive sul suo profilo di X di essere nella leadership di Open Society. Open Society, ricordiamolo, è quella organizzazione strafinanziata dai Soros che in giro per il mondo attraverso una sedicente filantropia sostiene tutto quello verso il quale la tradizione, la cultura, tutte le materie, gli argomenti sui quali la Lega ha una fortissimo ascendente, ecco, i Soros sono esattamente dalla parte opposta. Dunque, se Alex Soros è il primo a festeggiare per le elezioni di questo nuovo sindaco musulmano, socialista ed estremista, insomma, io mi sono già detto tutto e ho risposto alla tua domanda. E c'è qualcuno che però continua a ritirare in ballo il possibile partito islamico. Il quotidiano Il Tempo lo sta sostenendo da tempo, appunto. C'è pericolo, secondo te, Alessandro, che anche qui in Italia arrivi effettivamente, c'è stato già qualche tentativo, ma con poco successo, un partito islamico che, indovinello, con chi si alleerebbe, Alessandro? Chiaramente non sicuramente non con la Lega che in questi giorni sta lavorando proprio per realizzare delle proposte anche normative che limitino l'islamizzazione del paese. L'islamizzazione per quanto riguarda chiaramente i rapporti sia con le comunità religiose, ricordiamo non c'è un unico Islam in Italia, e dall'altra parte per la tutela dei diritti, perché tutti quelli che vanno in giro con i calzini arcobaleno si dimenticano di quello che avviene nelle periferie delle loro stesse città, e dunque chi sostiene i diritti più vari ed eventuali si dimentica o non si accorge, oppure gira la testa dall'altra parte, le due cose insomma comunque sono ugualmente gravi, del fatto che purtroppo nelle periferie delle nostre città ci sono ancora tante donne che vanno in giro con il burqa, che sono dei sacchi neri nei quali le donne vengono nascoste per un volere quello sì di patriarcato e religioso.
E allora, tra i WhatsApp che stanno arrivando al 340-6709-659, e qualcuno mi ricorda che oggi i giornali già non ne parlano più dei dati del Viminale sull'indice di criminalità, notizia sparita dai giornali. Oh mamma mia, e la classifica l'abbiamo letta e riletta ieri. Al numero 4 Bologna con 6.055 denunce, poi Roma 6.401, Firenze 6.507 e al primo posto, signore e signori, anche quest'anno c'è Milano con 6.952 denunce. Ricordiamo che naturalmente oltre 6 arrestati su 10 sono stranieri. Cosa significa questa classifica, se andiamo a ben vedere, Morelli? Che il Partito Democratico ha delle responsabilità, italiano ha delle responsabilità gravissime rispetto alla gestione delle nostre grandi città. Purtroppo dove c'è il Partito Democratico c'è una gestione anche sul fronte della sicurezza che evidentemente non è adeguata alle necessità di sicurezza delle nostre stesse grandi città. Ti do solo un esempio e mi ripeto rispetto a quanto affermiamo già da tempo, e cioè che non solo c'è un livello di insicurezza che è quella percepita dai nostri concittadini, ma c'è un livello di sicurezza che purtroppo sta limitando la libertà dei nostri concittadini, e anche qua torniamo al tema dei diritti. Se alcuni esponenti politici, in particolare dicevamo del PD e dell'estrema sinistra, affermano che occupare una casa non è una cosa che in alcuni casi può essere sicuramente gestibile e non opinabile. Dall'altra parte che girare per il mondo anche in maniera irregolare di fatto è una cosa che si possa fare allargano diritti verso persone che da un lato compiono dei reati e dall'altro rendono difficile la vita nelle nostre città, si dimenticano anche in questo caso di tutelare i diritti di chi le nostre città le vive, e quindi pensiamo alle signore che devono poter andare in giro per le nostre strade a qualunque ora del giorno e della notte, ma adesso parlo delle signore, ma Sammy, nelle nostre grandi città, anche se fossimo io e te in giro a certi orari, oppure in qualunque ora del giorno in certe zone, probabilmente avremmo dei seri timori, e totalmente fondati peraltro. Dunque si guardano ai presunti diritti di chi peraltro compie in realtà dei reati, cancellando i diritti di chi normalmente vorrebbe vivere un livello sociale delle nostre città che è un livello basic, normale. Chiaro, ci fanno notare gli ascoltatori che purtroppo la regione musulmana è proprio quella che non ha aderito a nessuna convenzione universale dei diritti dell'uomo. I diritti se li fanno da soli, i diritti dei musulmani e naturalmente la Sharia. Ancora segnalazioni che ci arrivano proprio da voi ascoltatori e vi ringraziamo. Giustamente il piano grandi opere a rilento, scriveva oggi, anzi ieri, il quotidiano La Stampa, che oggi, ragazzi, se comprate il quotidiano La Stampa, Alessandro, non farlo, perché ti becchi delle manganellate, ogni pagina che giri è una manganellata per il governo e per la Lega. Ieri se la prendeva con la Lega, perché secondo la Lega sul piano grandi opere bisogna rivedere poteri, procedure degli enti di vigilanza per accelerare, per mettere un po' di pepe in culo a queste grandi opere. Signori, da quando c'è Salvini abbiamo visto che ci si dà da fare un po' di più, ma poi c'è qualcuno che rallenta, se non addirittura ferma i lavori sulle infrastrutture. Ma l'hai citato anche tu, e si sta lavorando anche sullo sgombero delle occupazioni abusive. Questa è una legge che sta anche a cuore ai nostri ascoltatori, perché troppe storie terribili abbiamo letto, e è logico che poi ci sono gli immobili sfitti perché uno ha paura ad affittare, perché quella casa poi diventa di chi sta dentro. Cosa si sta muovendo, Alessandro? Cosa
sta succedendo. La Lega lavora troppo, il governo sta lavorando troppo, per cui c'è qualcuno che ci mette i bastoni tra le ruote. Proprio oggi, ricordiamolo, in Sicilia, e insomma anche qui qualche meditazione ai nostri ascoltatori è venuto, cioè la Corte dei Conti che ha bloccato il ponte sullo Stretto e lo scandalo sanità in Sicilia proprio nelle stesse ore. C'è un collegamento tra tutto questo? Assolutamente no, però c'è qualcuno che vuole fermare i lavori del governo, la burocrazia, i giudici, anche perché ci sarà un referendum in primavera proprio per capire se state con i giudici e con la burocrazia o se la vostra è davvero voglia di cambiamento. Alessandro Morelli, non so da dove vuoi partire, decidi tu. Ma innanzitutto sul fronte degli sgomberi per quanto riguarda le case, diciamo che questo è un secondo passaggio dei decreti sicurezza che la Lega ha fortemente voluto, a volte anche dovendo discutere in maniera molto forte e accesa con i nostri alleati di governo, che magari in pubblico o nelle assise televisive esprimono delle posizioni, poi però quando bisogna discutere delle norme che metteranno in pratica quanto affermato, in realtà diciamo tirano un po' il piede indietro rispetto all'acceleratore che noi vorremmo imprimere sul fronte della sicurezza e della tutela della proprietà privata dei nostri concittadini. Dall'altra parte abbiamo chiaramente un problema oggettivo che riguarda l'argomento delle infrastrutture. Ora, la Lega non sta chiedendo o non desidera togliere poteri a chi che sia. Molto semplicemente la Lega dice che se di un'opera c'è bisogno, e c'è bisogno perché lo vuole il territorio, lo vogliono i sindaci, lo vogliono i cittadini, è perché di quell'opera e con quell'opera si migliorerà la qualità della vita dei nostri concittadini. Fare una statale, permettere di avere un'infrastruttura moderna, più sicura, più veloce, migliora la qualità della vita di tutti noi. È abbastanza basic il ragionamento. Ma io esco dall'esempio del ponte sullo Stretto di Messina, perché chiaramente quella è un'opera sulla quale evidentemente qualcuno intende fare politica, oltre chiaramente al limite consentito, perché il ponte sullo Stretto è una necessità dal punto di vista della logistica, a prescindere da quello che pensi tu o penso io. Stiamo investendo circa 40 miliardi tra Calabria e Sicilia per modernizzare e rendere europei i tempi di percorrenza dei treni sia da un lato che dall'altro dello stretto, e quindi avere una rottura di carico che è significata dallo stretto è una follia dal punto di vista logistico. Ma lasciamo stare il ponte, dicevo, perché appunto oramai l'argomento si è assolutamente politicizzato. Guardiamo altri casi. Proprio ieri ragionavo sulle difficoltà di alcune opere, diciamo, di medio cabotaggio, non faraoniche quanto il ponte, non incredibili come le realizzazioni che stiamo costruendo per le Olimpiadi invernali che partiranno il 6 febbraio. Peraltro domani pomeriggio sono a Cortina, proprio per la pista di bob, la celeberrima oramai pista di bob. Ma ti do uno spunto, la Campo Galliano Sassuolo. Stiamo parlando di un'area dell'Emilia Romagna molto importante dal punto di vista socio-economico. Lì c'è tutto il settore, diciamo, una delle capitali mondiali del settore della ceramica. Le migliori ceramiche del mondo vengono dall'Italia e vengono proprio da quella zona del paese. Ora, l'intero settore della ceramica, oltre a subire gli effetti del caro energia, che la ceramica chiaramente quel settore è un settore interamente energivoro e quindi un periodo molto complicato, il distretto industriale della ceramica emiliana ci segnala, ma non lo segnala a noi,
segnala da tempo quanto sia necessario agevolare la logistica. Ora è evidente che servono dei mezzi che portino in giro le ceramiche italiane eccellenti per il mondo. Sottolineo che le ceramiche italiane non le hai solo tu o io, Sammy, a casa o i nostri ascoltatori. Le ceramiche italiane girano letteralmente il mondo, vengono comprate a Dubai, come in Cina, come negli Stati Uniti. Dunque avere delle infrastrutture che siano utili e che vadano a servizio di questo settore industriale è per l'Italia un fattore positivo, perché favoriamo chiaramente minori costi, maggiore qualità e tempi inferiori. Ora, questa Campo Galliano Sassuolo, che non esiste, sta subendo un percorso molto accidentato, non perché ci siano le contrarietà di chi che sia, ma perché dal 2012, stiamo parlando di 13 anni fa, l'iter di realizzazione di quest'opera è interrotto. Ok, Sammy? Cioè che le aziende di questo settore della nostra economia, che è un settore importante della nostra economia, che già sta subendo dei danni gravissimi a causa del caro energia, sta attendendo un'opera da 13 anni e l'inizio di quell'opera non c'è ancora. Dunque capirebbe anche i nostri bimbi capirebbero che insomma c'è qualcosa che non funziona. Ora la Lega sta dicendo: le amministrazioni dicano e segnalino tutte le criticità che devono segnalare. Obbligatoriamente noi vogliamo che le amministrazioni, qualunque tipo di amministrazione, le sovrintendenze per quanto riguarda la cultura, il Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda chiaramente la tutela ambientale, degli animali, della vegetazione e quant'altro, la Corte dei Conti, tutti quanti segnalano le criticità, ma tutti devono lavorare perché alla fine le opere vengano realizzate. Perché ora, se io incontro domani un'impresa della ceramica, della capitale mondiale delle ceramiche, e questo mi dice: ma scusi, ma lei è un politico che si occupa di infrastrutture, stiamo aspettando una statale che ci permetta di arrivare con più rapidità verso i porti dai quali poi partiranno le nostre ceramiche in giro per il mondo. Ceramiche materiali, prodotti che poi pagano tasse, che poi rendono al paese un grande beneficio. O mi si fa la statale, oppure, come hanno fatto in tanti, io per necessità a questo punto devo trasferire la mia produzione. Ora, secondo voi, il politico che è responsabile, l'amministratore che è responsabile della realizzazione dell'infrastruttura, cosa dovrebbe dire? Dovrebbe dire: vada dalla Corte dei Conti, vada dal Ministero dell'Ambiente, vada dalla Sovrintendenza. È evidente che noi dobbiamo dare delle risposte, però, perché noi siamo della Lega e non siamo quelli che fanno girare il can per l'aia. Dunque è evidente che o cambia la cultura, per cui se è necessaria un'opera, tutti lavorano perché l'opera venga realizzata, segnalando le criticità, attenzione, ma contribuendo a superarle. Altrimenti noi non possiamo più accettare che ci siano degli interi settori produttivi oppure delle aree del paese con i nostri concittadini che non vengono serviti da adeguate infrastrutture semplicemente perché qualcuno ha trovato qualcosa da dire e non ha contribuito a risolvere quel qualcosa da dire. Meditate soprattutto sul pensiero unico di certi giornali e gran parte di sinistra che dice invece se bloccano i progetti è perché sono progetti sciatti e Salvini è incapace. Questa è l'ideologia dei quotidiani, gran parte di sinistra, che sono usciti quest'oggi. Chiaro che la sensazione dei nostri ascoltatori, Alessandro, e poi ci salutiamo, e anche la mia, è che tutto questo sfocia nel referendum sulla giustizia che ci sarà in
primavera, cioè se voterete no al referendum sulla giustizia, burocrazia trionferà dal punto di vista della giustizia, ma in generale un'ideologia di burocrazia che hanno inventato proprio quelli di sinistra. Vuoi riassumere proprio in 2 minuti l'importanza di questo referendum, l'importanza di questa rivoluzione sul fronte della giustizia che gli italiani dovranno confermare tra qualche mese, Alessandro? Allora, l'Italia, il sistema italiano è frutto di 80 anni nei quali chiaramente il dualismo democrazia cristiana e partito comunista hanno realizzato e condotto verso la direzione nella quale appunto siamo. E che, è inutile dirselo, l'abbiamo fatto fino adesso su un fronte che è quello delle infrastrutture, crea gravissimi problemi all'amministrazione, crea gravissimi problemi dunque ai nostri concittadini. Parlavo prima di un settore industriale molto importante, possiamo allargare ai nostri concittadini che hanno la necessità di realizzare di avere delle infrastrutture adeguate, ma stessa cosa vale nel rapporto con i giudici. Ora, capite perfettamente che quanto sta avvenendo nei tribunali può toccare Mario Rossi e non c'è bisogno di scomodare il caso Salvini, nel quale purtroppo un leader di partito, nonché ministro dell'interno, è ancora sotto processo dopo anni in questo caso addirittura per sequestro di persona, per aver fatto quello che gli italiani gli hanno detto con delle leggi che chiaramente sostenevano quanto lui ha fatto. Ma basta vedere quello che succede nella cronaca di tutti i giorni. Ora Sammy, io non sto seguendo, francamente non guardo il gossip né sto seguendo le tantissime trasmissioni, però mi capita di parlare con la mia mamma che mi chiede: ma sta cosa di Garlasco come sta? Cosa sta succedendo? Beh, signori, da quello che sta saltando fuori, a prescindere da chi sia colpevole, innocente, questo mi interessa meno, ma da quello che leggo sui giornali mi sembra che ci sia un interesse diretto, o quantomeno delle accuse di interessi diretti da parte di un giudice che, in questo caso di un PM, che quindi rappresenta l'accusa in un processo, che dovrebbero far gridare vendetta allo scandalo, ma tutti quanti. Ora stiamo parlando di un singolo caso, di una singola persona, o di un singolo gruppo di persone, ma è evidente che Houston abbiamo un enorme problema. E ora quindi ho scomodato 2 casi, quello che riguarda il gossip e quello che riguarda la politica, ma sono tantissimi i casi nei quali purtroppo persone che non hanno alcuna responsabilità se non quella di poter decidere della libertà personale degli altri, sono oggi liberi di fare tutto quello che credono, essendo loro per primi la unica vera casta d'Italia. Meditate, cari ascoltatori, sull'importanza di questo referendum e sull'importanza di votare sì ai cambiamenti. Grazie al sottosegretario Alessandro Morelli. Buon lavoro, Alessandro. Grazie Sammy e buon ascolto. Avete ascoltato l'Italia da fare.